Riviera delle Meraviglie, ci troviamo qui a Mentone al Salone dei Sapori, dove andremo a presentare delle eccellenze italiane che presenteranno i loro prodotti. E siamo a Mentone al Salone dei Sapori, qui in compagnia con Massimiliano che si occupa della parte commerciale di questo frantoio a Imperia. Sì, siamo posizionati sulle alture di Imperia, è un piccolo paesino, è un frantoio da 6 generazioni, perciò è dal 1827 che abbiamo la possibilità di lavorare la nostra oliva speciale taggiasca e per noi è un piacere poter proporre il nostro prodotto al mercato italiano e al mercato estero. L'azienda è iniziata da 2 settimane la nuova raccolta, quest'anno purtroppo sembrava che a causa siccità ci fossero delle difficoltà, invece abbiamo una produzione non abbondante ma di grande qualità. Questa praticamente è la prima spremitura che abbiamo fatto già la scorsa settimana ed è il risultato della lavorazione e dell'attenzione che noi diamo al prodotto. Perfetto, vogliamo dire dove vi trovate così sì, magari... Noi siamo praticamente sopra Imperia, siamo a 2,5 km da Imperia, ci piacerebbe che magari ci veniste anche a trovare, abbiamo un frantoio che è in lavorazione oggi tutto il giorno, perciò c'è la possibilità anche di vedere veramente tutto il cammino dell'oliva da quando viene raccolta a quando viene lavorata e fare insieme una degustazione di oli. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie ancora a voi, è stato un piacere e ringraziamo Mentone per l'evento. Sur le salon, oui, il veut goûter, voilà. Merci. Oui, c'est on continue. Merci. Bon salon. Buongiorno a voi da Isola Bona al Salone del Gusto dei Sapori di Mentone. Ci troviamo qui in compagnia dell'eccellenza della Riviera di Ponente Uccian. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ecco, allora cosa presentate al Salone dei Sapori? Allora, noi parto col dire che abbiamo un laboratorio di pasta fresca e un ristorante e siamo venuti qui a Mentone a presentare i nostri prodotti, le nostre paste e i barbagiuai che sono, penso, l'eccellenza, oltre alla pasta, perché anche la pasta comunque, anche se io sono di parte non dovrei dirlo, ma è eccellente. E niente, abbiamo qui la signora che sta friggendo i barbagiuai e poi niente, li facciamo degustare sperando che piacciono alle persone. E poi qui abbiamo tutta una serie di dépliant dove viene descritta tutta la pasta che noi produciamo in laboratorio, che va dal tagliolino al raviolo allo gnocco. Ecco, vogliamo specificare dove magari i clienti possono trovarvi? Sì, allora il ristorante è a Isola Bona, in via Roma. Isola Bona è un paesino della vallata di Ventimiglia, sopra Dolciacqua, che magari è un po' più conosciuta. Lì c'è il ristorante e anche il laboratorio. Per quanto riguarda l'acquisto dei prodotti si può effettuare sia nel laboratorio che ordinando, perché noi facciamo anche una consegna a domicilio, quindi eventualmente con un ordine si può consegnare la merce a domicilio. Benissimo, allora vi salutiamo, vi ringraziamo. Grazie a voi. E buon proseguimento. Grazie, buona giornata a tutti, grazie. Da Pantasina al Salone dei Sapori ci troviamo qui con l'azienda agricola Cotta che ci illustrerà i prodotti che hanno portato oggi a Mentone al Salone dei Sapori. Buongiorno. Buongiorno. Sì, noi siamo a Pantasina e abbiamo un piccolo frantoio e produciamo tutto con agricoltura biologica, quindi olio extravergine, olive taggiasche, pasta di olive. Abbiamo sia il frantoio che il laboratorio nostro, quindi seguiamo tutti gli step della produzione. E sì, siamo a 400 metri di altezza, quindi riusciamo anche con il biologico ad avere comunque una buona produzione.
E oltre a questo, da 10 anni abbiamo avviato anche un'attività di produzione di cosmetici a base di lavanda e rose, damascena e altre erbe, quindi elicriso, calendula. Anche qua abbiamo il nostro laboratorio, quindi realizziamo noi le ricette utilizzando tutti gli ingredienti che il nostro territorio ci offre, quindi sicuramente l'olio extravergine di oliva, che è la base anche di tutte le creme che utilizziamo e che realizziamo, e poi la lavanda, che è il nostro, diciamo, la nostra produzione forse più antica, in quanto già dai miei nonni, i miei bisnonni la coltivavano insieme all'olivo. Ecco, tornando all'olio d'oliva, com'è andata la stagione quest'anno? La stagione purtroppo è al di sotto di quella che erano le aspettative. Dopo un'annata di scarica l'anno scorso, quest'anno pensavamo di riuscire a produrre molto di più, invece a causa della siccità e soprattutto a causa della siccità, delle alte temperature estive, la produzione, diciamo, che è stata molto, diciamo, bassa. Bene, comunque allora buon Salone dei Sapori, e diciamo magari dove siete esattamente, l'indirizzo, così possiamo dire ai nostri ascoltatori dove venire a trovarvi. Noi ci troviamo a Pantasina, lungo la strada che porta al Colle d'Oggia, è un po' fuori dal paese, quindi sì, non c'è proprio un civico esatto, comunque fuori dal paese sulla direzione Colle d'Oggia, e lì abbiamo anche i campi di lavanda, il laboratorio in estate, quindi facciamo anche delle visite guidate anche ai campi di lavanda, e niente, potete venire a trovarci quando volete, insomma. Ecco, quindi per terminare il vostro sito, così è più semplice. Sì, il nostro sito è www.agricotta.com, e lì trovate tutte le informazioni, e abbiamo anche lo shop online, quindi si possono ordinare anche tutti i nostri prodotti, sia l'olio che la cosmetica online. Grazie mille, una buona continuazione. Grazie, grazie. Salone dei Sapori, siamo qui in compagnia di Giorgio Torazza, dove, come vedete sul banco, abbiamo tantissimo miele. Ecco, com'è nata la sua passione, se ci può spiegare che tipi di miele e come viene la lavorazione? La mia passione è cominciata più di 40 anni fa, e una passione che ti porta sempre di più a stare a contatto della natura, a capire sempre di più la natura, l'importanza della integrità dell'ambiente, perché è quello che ci dà la salute, è quello che fa fare il miele. Negli ultimi tempi che si fa poco miele è perché la natura non è molto in salute, quindi c'è questa carenza di produzione, non piove, ci sono tanti problemi, l'agricoltura ci dà tanti problemi, insomma questa è la causa che comunque sanno tutti. E poi il miele è una cosa che fanno le api, bisogna solo curarle, tenerle bene, e loro fanno questo magnifico prodotto. Questo è un lavoro di 60.000 api, 60.000 api per fare un chilo di miele. È un prodotto eccezionale, non ha nessun tipo di lavorazione, non è pastorizzato, non è addizionato, non ha ormoni, non ha tutte queste cose che ci sono oggi nel cibo industriale. Ecco, posso chiederle quanti tipi di miele produce? Ho visto una vastità di... Sì, in Piemonte non si producono tantissimi tipi di miele, si parte dal ciliegio da marzo, aprile, il tarassaco, che è questo miele, questo è un tarassaco speciale, che qui siamo al mese di aprile, poi a maggio si produce il miele di acacia, questo miele, quest'anno è un po' più torbido ma è bellissimo, questo lo produciamo a maggio. Dopo la produzione dell'acacia portiamo le api sui monti, sui boschi di castagno, si fa il miele di castagno, che è questo, più scuro, più aromatico, ricco di minerali,
buonissimo prodotto, un po' più amaro, bisogna trovare l'amatore, non a tutti piace. Un po' il castagno, un po' il tiglio, questo di tiglio, un super miele. E poi la mia specialità è questa, questo miele prodotto in alta montagna, questo lo produco vicino a Sestriere in Piemonte, oltre 2000 metri. La foto è quella e si vede qui l'altitudine 2000, si vede dai larici, si vede dalle piante che ci sono. Questo è un grande miele. Ecco, le volevo chiedere una cosa, se possiamo spiegare perché usare il miele e come usarlo. Il miele bisogna usare, cioè perché usarlo? Prima di tutto perché è un prodotto naturale che non ha subito nessun tipo di lavorazione, quindi è come raccogliere una mela e mangiarla, che è diverso da un succo di frutta e da una mela. Il miele è come la mela, non ha subito niente. Il modo migliore di mangiarlo, secondo me e secondo certi naturopati, è al mattino digiuno, un cucchiaio, aspettare che venga assimilato al mattino digiuno, o se messo nelle bevande rigorosamente tiepide che non superano i 40 gradi. Se superano i 40 gradi, tante vitamine, tanti enzimi, tanti lieviti vengono a morire. Quindi è importante quello, mangiarlo nelle cose tiepide, il massimo è da solo. Ecco, allora le auguriamo un buon salone e se vuole ricordare ai nostri ascoltatori dove si trova, così possono venire a trovarla. E io mi trovo, qui in Liguria sulle fiere, al mercato di Ventimiglia il sabato, e in Piemonte a Ceresole d'Alba c'è la mia azienda e lì ci sono gli indirizzi, se vuole lascio qualche bigliettino. Ceresole d'Alba. Benissimo, grazie e buon proseguimento. Grazie a lei, grazie a voi.